Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, euforia a Portogruaro per la zona playoff raggiunta. La Fossaltese frena con la Cenerentola Flavis. In prima categoria, ottavo trionfo per la Giulia. Le nostre telecamere a Giussago per Giussaghese Altino. Il consueto punto sul calcio femminile Portogruaro. Andrea Bonavia traccia un primo bilancio della stagione degli arbitri portoguaresi. Con il vertice del campionato di Serie D che viaggia sempre più verso quel verdetto che appare scritto con largo anticipo, vale a dire con la promozione diretta del Mestre e l'accesso ai playoff nazionali delle Triestine senza passare da quelli del girone C, il campionato desta tutto il suo interesse per la lotta per non retrocedere, che vede impegnate il Tamai e a questo punto nuovamente anche il Cordenons di mister Massimo Mian. I Granata del tecnico portoguarese non hanno potuto nulla contro l'Abano, mentre le Furie Rosse si sono rese protagoniste di un buon colpo nello scontro diretto con l'Alto Vicentino, in attesa di un'altra sfida da vincere come quella di domenica prossima con la Bicontina, penultima in classifica. La sorte sembra invece ormai segnata per il Careni Pievigina, non fa testo alla sconfitta di domenica con il Mestre, resta il fatto che sebbene mister Vinicio Bisioli sia ben lontano dal gettare la spugna, i play-out sono a 10 lunghezze, quasi tanti quanti sono i punti inanellati sino a qui dai trevigiani in classifica. In eccellenza, dopo il passo falso del turno precedente con il Cornuda Crocetta, ha ripreso a correre la capolista San Giorgio Sedico. I bellunesi hanno vinto con il Favaro, resta in scia la Liventina che ha superato il Nervesa, passo falso invece dell'Ia Piave con il Giorgione, mentre il San Donà ha sfruttato il calendario favorevole che lo ha visto scendere in campo con il Treviso, insediandosi al terzo posto, seppur a 12 lunghezze dalla seconda piazza.
Una posizione che pertanto rischia di restare fine a se stessa, in quanto, fermo restando questo divario in classifica, i play-off non si disputeranno. In promozione il Vittorio Veneto ha innescato la prima vera e propria fuga per la vittoria, allungando a 5 il vantaggio sull'Union Vipo, sconfitta sul campo del Fregona. La capolista adesso ha dilatato anche il vantaggio sulla terza, lo Spinea, fermato in casa sulla parità da un La Salute che finalmente è ritornato a dare qualche segnale di ripresa dopo il periodo buio attraversato a cavallo della sosta natalizia. C'è un grande entusiasmo invece a Portogruaro. I Granata hanno conquistato 3 punti d'oro grazie ad un gol di Giovanni Fiorin che li ha consacrati nel pieno della zona playoff, proprio al fianco dello Spinea. Sì, è una partita importante, lo sono tutte, perché io le considero tutte importanti, però statisticamente insomma era diventato un campo ostico da tutti i punti di vista, non si vinceva né in casa né fuori con loro da diverso tempo, quindi sia per la classifica che anche per sfatare un attimino questo tabù è diventata ancora più importante, ma è stata importante per dare continuità alle partite precedenti, a un lavoro che stiamo facendo, e quindi di questo chiaramente siamo contenti. I ragazzi sono stati fantastici perché domenica più che mai si sono compattati, c'è stato anche un momento insomma dove siamo rimasti anche nel secondo tempo in 10 a 20 minuti dalla fine, quindi reggere l'urto di una squadra con delle individualità insomma come Poles, Catalan eccetera non era facilissimo, e quindi in questo senso devo fare insomma particolarmente i complimenti al gruppo, perché sia chi ha iniziato che chi è subentrato ha dato tutto, e quindi abbiamo portato a casa una vittoria, come hai detto tu, molto importante. Infatti una squadra che è cresciuta appunto anche sotto l'aspetto della personalità. Sì, è chiaro, poi i risultati aiutano, no, a trovare quel pizzico di consapevolezza in più, credi ancora di più nel lavoro che si fa durante la settimana, la giocata magari viene un attimino più serena e quindi come si dice, vincere aiuta a vincere, però io sono abituato, ormai un po' mi conoscete, a pensare a partita dopo partita. Ho già dimenticato tra virgolette quello che è successo, siamo concentrati sul lavoro di questa settimana, perché domenica andiamo a affrontare una partita altrettanto importante su un campo difficile dove loro hanno fatto quasi l'80% dei punti conquistati, quindi un campo ostico, una squadra viva che ha vinto domenica scorsa, quindi sarà durissima come sempre, e quindi lavoro e cercheremo di andare a giocarci anche questa partita. Una lotta per i playoff che si sta facendo sempre più interessante. Sì, lo dicevamo da un po', i risultati è chiaro che ogni domenica un po' sorprendono, è un campionato che si dimostra sempre di più equilibrato, quindi non bisogna mai dare nulla per scontato. È chiaro che adesso siamo lì tra loro, venderemo cara la pelle insomma per essere spostati da questa classifica, e quindi è una motivazione in più. Abbiamo sudato tanto prima e con me per essere lì, e quindi adesso viene il difficile, perché mantenere la concentrazione, la stessa voglia, la stessa fame è il compito che ci aspetta nelle prossime settimane. E in zona playoff vi resta anche la Fossaltese, nonostante il passo falso con la Cenerentola Plavis, dove i biancoverdi non sono andati oltre l'1-1 in rimonta, che oltretutto è valso il sorpasso in classifica da parte dei cugini portoguaresi. Una battuta d'arresto in attesa che comunque non ha tolto l'entusiasmo alla truppa di mister Thomas Giro. Sì, è stata un'occasione secondo me sprecata, perché comunque se si vinceva domenica con una squadra alla nostra portata, secondo me se si andava tra le prime 3 si poteva stare dietro un po' al Vittorio Veneto. Peccati per i 2 punti buttati via, però almeno abbiamo tenuto il Plavis lontani da noi.
Beh, ma a questo punto insomma non guardate più tanto il Plavis quanto quelle che vi stanno davanti. Certo, però dato che non c'è ancora l'aritmetica delle 3 retrocesse, meglio sempre volare bassi, sennò si può avere un po' di confusione in testa dopo. Ecco, in ogni caso possiamo dire insomma che è un campionato che state affrontando veramente al di sopra di quelle che magari erano le aspettative iniziali. Sì, siamo là tra le prime 5, sempre a pochi punti dalla terza. E un bel campionato tirato, non c'è nessuna favorita, anche se il Vittorio comunque non si ferma mai, però le altre dietro inseguono sempre, difficilmente si fermano. Ecco, domenica che cos'è che non è andato? Domenica secondo me non è andato l'approccio, c'è mancato un po' l'approccio alla partita, essere aggressivi da subito, andarli a prendere per metterli subito in difficoltà, invece secondo me li abbiamo lasciati un po' giocare un po' troppo. C'è stato quell'errore tecnico individuale che purtroppo ci ha svantaggiati alla fine, ormai anche se non si era giocato bene quella partita là, il gol di vantaggio lo avevamo, peccato per l'errore tecnico. Ed in prima categoria le prime 2 della classe 90 e Caorle sono andate a nozze rispettivamente con Lugugnana e Zensonese. Sulla carta i rossoblu Caorlotti non vorrebbero mollare, forti dello scontro diretto con i neroverdi che si disputerà al Chigiato il 5 marzo, ma la situazione in casa litoranea si è fatta alquanto tesa per i problemi di liquidità che rendono incerto il futuro. La società continua ad evitare l'argomento, ma la patata bollente comunque è già scoppiata, se è vero che ormai i giocatori non garantiscono più la presenza costante all'allenamento, tanto che qualche seduta è saltata. Difficile poter pensare su queste basi alla possibilità di arrivare sino in fondo con il medesimo rendimento. Intanto sono rientrate le dimissioni del direttore sportivo Emanuele Nonis. Tutti assieme stanno cercando di far quadrato affinché si possa arrivare a fine stagione senza buttare via tutto quanto di buono è stato sinora fatto. Prima categoria, la Giulia continua a suon di vittorie in inseguimento alle posizioni di vertice della classifica. Il successo ottenuto contro il Ballo Scaltenigo, presentatosi in riva all'Emene dall'alto della seconda posizione, ha portato a 8 la serie delle vittorie consecutive. I nerazzurri, con una partita in meno, sono ad un solo punto dalla quinta posizione, pronti ormai a salire sul treno dei play-off, anche se Mr. Piva continua a non fare calcoli d'alcun tipo. È una super prestazione di sostanza, ci tenevo molto, i ragazzi sono veramente preparati bene questa settimana. Devo fare un plauso a loro perché veramente hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto di fare. Il periodo è buono, ci stanno riuscendo tutte quelle cose che magari il girone d'andata, le prime partite non riuscivano e questo, si vedono i risultati di questo lavoro, insomma. Ecco, diciamo che quest'oggi avete sovrastato l'avversario soprattutto a centrocampo. Sì, noi sapevamo che il Ballò è un'ottima squadra perché erano secondi in classifica con la miglior difesa e uno degli attacchi migliori, una squadra organizzatissima e si è visto oggi, però ripeto i miei ragazzi si sono preparati benissimo questa settimana e hanno sviluppato quello che abbiamo provato in settimana. Devo fare veramente un plauso a questi ragazzi perché non era facile incontrare una squadra preparata, ordinata e ben messa in campo come loro, però hanno fatto veramente una super partita. Adesso la classifica mi interessa poco, mi interessa partita per partita e che questi ragazzi continuino a giocare a calcio come stanno facendo e divertirsi come stanno facendo, questo è quello che mi preme. La classifica la guarderemo alla fine, ripeto, perché adesso sarebbe sbagliato, ci mancano troppe partite alla fine. Allora capitano, state realizzando un'impresa di quelle veramente che potrebbero restare nella storia. Sì, veramente, 8 vittorie era un risultato un po' inaspettato effettivamente. Se 2 mesi fa mi chiedevi se avessimo fatto 8 vittorie non ci avrei giocato tanto, comunque insomma meritate sul campo, giocando anche bene, credo, per cui siamo tutti contenti. Quest'oggi è stata veramente una prestazione di grande sostanza e di grande qualità. Sì, devo dire, sono proprio d'accordo, qualità e sostanza, anche se in qualche occasione dovevamo chiuderla, secondo me. Abbiamo avuto diverse occasioni sia il primo tempo che il secondo tempo. Il primo tempo potevamo già chiuderla, comunque insomma risultato molto buono. Dai. L'abbiamo preparata in una certa maniera, l'abbiamo preparata allargando il gioco, abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister e effettivamente dopo si è rivelato la scelta giusta, per cui insomma dopo abbiamo vinto meritatamente, mi pare.
Mi sta andata male, una partita che onestamente avete iniziato non probabilmente con il giusto approccio, avete preso quasi subito il gol, poi non siete riusciti più a recuperare, anche perché insomma in sostanza avete giocato decisamente sottotono. Certo, è vero la sua analisi, è fatta che noi non siamo mai entrati in partita, diciamo. Abbiamo avuto un'occasione sola dove che di solito noi riusciamo a farne di più. Diciamo che oggi la partita è nata male sotto l'aspetto di intensità che di solito noi riusciamo anche a dare e anche di precisione. Abbiamo sbagliato moltissimo sulle uscite, quelle veloci che di solito facciamo male, invece questa volta abbiamo sempre sbagliato e logicamente ricominciamo da capo. Comunque la squadra, Giulia avevo già detto anche un altro momento, che è quella che mi ha impressionato di più di tutte, e nel girone di andata bastava un attimo che si sistemasse un po' con la squadra e infatti si vede i risultati. Mi sembra che questo qui sia anche il settimo risultato, l'ottavo addirittura, l'ottavo risultato positivo, dove che la squadra c'è, è quella che all'inizio era partita anche tra quelle come 90 e altre partite per vincere il campionato, e si vede che è una squadra, al di là che noi comunque oggi abbiamo giocato sottotono. Il campionato che continua a essere molto interessante per quanto riguarda la zona alta. Sì, noi se andiamo a guardare all'inizio della stagione, l'obiettivo nostro è la salvezza, siamo arrivati ai risultati, diciamo, i punti per la salvezza, adesso se le giochiamo tutte fino alla fine, non molliamo, perché se molliamo noi siamo una squadra che non deve mai mollare, questa qua, dobbiamo giocare e ripetersi. Adesso domenica c'è un'altra partita, il bello del calcio è quello che la domenica dopo è la possibilità di rifarti, e domenica dobbiamo essere diversi a oggi sicuramente. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni in abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. La seconda categoria ha visto vincenti tutte le prime della classe che erano impegnate in dei quasi scontati testacoda. Treporti, Pramaggiore, Ponte Crepaldo, Bibione e Musile 1000 hanno dunque consolidato la posizione nei play-off, staccando ulteriormente il San Donà fermato all'ultimo respiro dal Gainiga di mister Massimo Sibau.
È quindi ritornato al successo il premaggiore del neotecnico Antonino Favro, ma l'avversario, la Cenerentola Cesarolo, non costituiva un esame probante per capire se i Blaugrana sono usciti dalla crisi costata cara a mister Christian Piazentin. In coda resta complicata la situazione per Telio Veneto Cegge Sindacale, in lotta per evitare di finire nei play-out. E dopo il successo dell'andata in terza categoria, il Villanova ha giocato un altro brutto scherzo all'Annonese di mister Fabrizio Curizzan, imponendogli un pareggio che allontana gli annonesi dal vertice della classifica. La Giussaghese infatti non si è lasciata scappare l'occasione dettata dal calendario che la vedeva opposta alla Cenerentola Altino per dilatare a 3 le lunghezze di vantaggio. Per noi a Giussago c'era Alberto Querin. Diciamo che l'andamento della partita, abbiamo avuto un buon impatto, infatti dopo pochi secondi abbiamo avuto subito un'occasione, poi ci siamo un attimino adagiati e la partita si è stabilizzata per un 10-15 minuti su un andamento equilibrato. Poi abbiamo avuto, anche su un tiro un po' rimpallato, abbiamo avuto l'inserimento di Caracciolo che ha sfruttato al meglio l'azione, siamo andati in vantaggio. E poi sul finire del primo tempo Bonaccorsi ha fatto una bella azione individuale, è andato a realizzare il 2-0. A rientro del primo tempo il mister ha chiesto subito di mettere in saccoccia la partita e difatti pronti via abbiamo realizzato con Caracciolo nuovamente un bel pallonetto, il 3-0 che in poche parole, se mancava, nonostante mancasse tutto il secondo tempo, ha di fatto chiuso la partita, insomma. Sì, diciamo una vittoria importante anche alla luce del pareggio di ieri dell'Annonese che quindi permette al Giussaghese di aggiungere altri 2 punti di distacco con la seconda in classifica. Sì, dovevamo sfruttare, visto che si sta propiziando un bel duello davanti punto a punto, dovevamo sfruttare assolutamente questa buona occasione di mettere qualche punto in più, anche se siamo alla seconda di ritorno, abbiamo ancora 10 partite di 9, per cui una partita siamo di nuovo pari, per cui sì, va bene essere davanti, ma non vuol dire assolutamente niente ancora, insomma, ecco. I miei ragazzi sono una squadra giovane, tanto giovane, anche con dei limiti che sapevamo. Abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente forte, superiore a noi. Abbiamo fatto per forza di cose una partita un po' difensiva al primo tempo per cercare di dare un po' di fiducia anche ai ragazzi che vengono da molti risultati negativi di seguito. La mia squadra è così, finché non prende gol qualcosa tiene, poi chiaramente a livello psicologico una volta preso il gol è tutto in salita, insomma. Sì, però diciamo che forse sul 3-0 la squadra ha giocato un po' più sciolta e ha creato anche alcune occasioni per poi ha avuto delle occasioni per poterla riaprire, quindi insomma una prestazione comunque quella prima della classe che può far ben sperare per il futuro. Sì, altre volte abbiamo fatto bei secondi tempi, anche domenica scorsa, che è stata anche la prima volta che abbiamo preso tutti quei gol al primo tempo, è stato un caso. La squadra dà tutto e non posso mai rimproverare niente, non è la prima volta che creiamo e sbagliamo occasioni, abbiamo sbagliato anche 3-4 rigori, manca un po' di cattiveria anche su quel profilo lì. Siamo negli spogliatoi dello stadio Mecchia in occasione dell'amichevole tra la rappresentativa veneta femminile e il calcio portuguaro femminile. Siamo con mister Rudy Moro, ovviamente parliamo prima di tutto di quel che è successo domenica scorsa contro l'Union Vipo. Sì, una partita un po' strana, l'abbiamo rivista oggi grazie al video di Gabriele Zoia, e una partita 2 punti buttati perché abbiamo fatto 11 palle gol davanti al portiere da soli e non siamo riusciti a concretizzare la grossa mole di gioco. Dispiace perché sarebbero stati 2 punti che ci facevano comodo per stare aggrappati al terzetto che ci sta davanti. Ad ogni modo, insomma, dobbiamo sempre tenere presente, ma lo abbiamo ricordato già diverse volte, la situazione di grande emergenza con cui avete affrontato questa partita. Sì, assolutamente, 11 giocatrici disponibili più un cambio part-time che si sta allenando a singhiozzo, però visto com'è si era messa dovevamo portarla a casa, sinceramente.
E visto appunto come si sta mettendo la situazione dal punto di vista infortuni, dal punto di vista dell'organico, quanto ritieni sia possibile ancora il sogno dei playoff? No, stiamo recuperando man mano che passano le settimane e i vari infortunati. Adesso puntiamo a, non questa, ma con la prossima partita, di recuperare almeno le 2 pedine che sono in stand-by. E noi ci crediamo fino alla fine, perché alla fine il terzo posto è distante solo 3 punti, quindi siamo ancora lì, ce la giocheremo fino alla fine sicuramente. Ecco, questa sera dicevamo siete qui al Mecchia per disputare un amichevole con la rappresentativa femminile regionale. Beh, indubbiamente è un giusto premio per il grande lavoro che sta facendo questa società. Sì, un giusto premio, siamo riusciti a organizzare un amichevole qui da noi con la rappresentativa, abbiamo 5 ragazze che sono ancora in lista per la convocazione finale, quindi ci dà orgoglio per il progetto che stiamo portando avanti. Facciamo una bella sgambata stasera, cerchiamo di divertirci senza farci male per l'emergenza che abbiamo in casa. Ecco, domenica? Sì, domenica andiamo a Longarone e partiamo sempre con l'obiettivo di fare i 3 punti, non sarà facile perché conosciamo la squadra, si è rinforzata rispetto all'anno scorso e quindi ci darà del filo da torcere, però vediamo di giocarcela e di concretizzare le occasioni da gol che creiamo durante una partita un po' di più magari. Allora questa sera al Mecchia, ospite del Portogruaro Calcio Femminile, la rappresentativa regionale femminile Under 23, una rappresentativa che sta disputando una serie di partite in preparazione al prossimo torneo delle regioni. Esatto, sì, il torneo delle regioni che verrà giocato in Trentino, in campi che ancora non sono stati individuati. Comunque è compito del comitato autonomo trovare le varie location, e noi siamo qui con la rappresentativa ospiti degli amici del Portogruaro questa sera per avere appunto la possibilità di mettere alla prova queste nostre ragazze che stiamo selezionando da circa un paio di mesi, per poi arrivare a chiudere un numero che sarà purtroppo di 20 ragazze, con molto dispiacere da parte nostra, però stiamo appunto con queste amichevoli cercando di trovare il giusto assetto per dare la possibilità al mister di trovare nei vari ruoli l'affiatamento e la giusta tecnica necessaria per poi sviluppare la tattica in campo. Questo è quanto, sì. Ecco, una squadra che come ha detto deve ancora trovare una sua fisionomia ben precisa, ma però nelle vostre intenzioni cosa vorrete ottenere a questo torneo delle regioni? Ecco, la squadra innanzitutto fanno parte ragazze selezionate della Serie C e Serie D regionale. E stiamo appunto preparandoci per cercare di affrontare nel miglior modo possibile questo torneo, dove siamo stati l'anno scorso sconfitti nei quarti di finale, mentre l'anno prima abbiamo vinto il titolo nazionale in quel di Milano San Siro contro proprio la Lombardia. Abbiamo sempre degli ottimi elementi ogni anno, che purtroppo, essendo un torneo a breve durata, basta che un equilibrio si rompa e la deconcentrazione cade e quindi ci troviamo spiazzati. Però abbiamo un buon gruppo quest'anno che il mister sta governando in maniera giusta e determinata, e speriamo che l'insieme delle ragazze con i prossimi allenamenti tecnici e tattici dia la possibilità di formare questa rappresentativa che potrà affrontare quindi anche le altre compagini tipo la Liguria, la Toscana, il Lazio, eccetera eccetera. Siamo nella sede della sezione AIA di Portogruaro in occasione della riunione tecnica, siamo con il presidente Andrea Bonavia. Presidente, tracciamo un po' un bilancio dell'attività degli arbitri portoguaresi in questa stagione. Sì, abbiamo fatto il consueto corso arbitri, abbiamo 28 nuovi ragazzi, tutti giovani, che vogliono intraprendere l'attività, e questo è già un motivo di orgoglio, perché aumenta l'organico degli arbitri a disposizione dell'organo tecnico, quindi aumenta la possibilità di fare qualità. Voi siete una sezione soprattutto giovane, a livello di rendimento siete soddisfatti? Sì, siamo soddisfatti. A colpo d'occhio in riunioni tecniche come quella di stasera si vede che c'è una grossa compagine giovanile, l'età media è molto bassa di questa sezione. È giusto che sia così, perché i giovani sono l'assicurazione sulla vita di questa sezione. I giovani faranno la strada che vorranno, però si può fare formazione e a un certo punto anche selezione, perché la qualità delle prestazioni è quello che giustamente ci richiede la federazione e le società. Ci eravamo visti subito dopo il tuo reincarico alla presidenza,
avevi così elencato un certo tipo di programma, lo stai realizzando? Lo stiamo realizzando perché da solo non potrei fare nulla, grazie agli straordinari ragazzi del consiglio direttivo direi che siamo a buon punto, lo stiamo portando avanti. Era un programma quadriennale che però ha visto molti punti realizzarsi già in questa stagione sportiva. Io, come hai detto giustamente tu, è un reincarico, sono al terzo mandato, quindi dobbiamo solo affinare, innovare certe cose che comunque sono già andate a buon termine nei 2 mandati precedenti, grazie a questi ragazzi ovviamente. Da quest'anno avete anche attuato un esperimento dividendo un po' le sedi di allenamento. Sì, non è più un esperimento perché abbiamo deliberato che diventi definitivo, abbiamo il secondo polo d'allenamento, oltre a quello precedente di Villanova di Fossalta abbiamo il polo a San Stino di Livenza, perché il territorio è grande per venire incontro ai ragazzi della parte occidentale di competenza di questa sezione e molto bene così, continueremo così, era da fare. Arbitri che ovviamente hanno anche necessità di avere una struttura propria dove potersi allenare in una certa maniera. Esatto Andrea, adesso siamo ospiti con regolare contratto di locazioni di 2 società sportive che devo dire si contraddistinguono per eleganza perché non hanno avuto mai nessun tipo di contatto col sottoscritto, quindi non approfittano del fatto che ci mettono a disposizione il loro impianto sportivo per i nostri allenamenti. Sarebbe bello ed auspicabile, quindi io adesso dico che potrebbe concretizzarsi un sogno, che il comune e l'amministrazione di Portogruaro finalmente ci ascoltassero e ci dessero a disposizione uno dei tanti campi sportivi del comune di Portogruaro. Noi non abbiamo alte pretese, non usiamo il terreno di gioco per fare le partitelle, vorremmo allenarci in una struttura del comune perché sarebbe più consono e più opportuno, almeno per il polo della parte orientale.